Nome. Apple Watch Series 6. Samsung Galaxy Watch 3. Soprannome. Apple Watch 6. Galaxy Watch 3. Data di uscita. 18 settembre 2020. Sono di circa un mese più grande, sono uscita a inizio agosto 2020. Com'è il vostro look? Prego, prima le signore. Con piacere. Allora, posso assicurarvi che, indipendentemente dalla dimensione che sceglierete, da 45-41 mm, metterete al vostro polso un orologio di tutto rispetto. Oh, fantastico, iniziamo bene, ti do bella carica. Perché lo sono, ho un design elegante, incorniciato da una raffinata ghiera rotante. In più sono disponibile in 3 colori, Mystic Black, Mystic Silver e Mystic Bronze. Il mio design è semplice ma curato, con bordi arrotondati. Sono disponibile nelle varianti con cassa da 40 mm e 44 mm, con uno spessore di appena 10,4. Quanto pesate? Allora, nella dimensione da 45 mm peso 53 grammi, mentre nella dimensione da 41 mm peso 48 grammi. Io sono leggero come una piuma, nella dimensione da 40 mm peso circa 35 grammi, mentre nella dimensione da 44 solo 41 grammi. Descrivetevi. Il mio schermo è protetto da Gorilla Glass DX ed è di tipo Super AMOLED, con risoluzione di 360x360 pixel. Sono disponibile in 2 dimensioni, con diametro da 1,2 e da 1,4. Il mio schermo è protetto da vetro Gorilla Glass DX ed è di tipo Super AMOLED, con risoluzione di 360x360 pixel. Sono disponibile in ben 2 dimensioni, con diametro da 1,2 pollici 30 mm e da 1,4 pollici 34 mm. Monto un chipset Exynos 9110 con processore dual core a 1,15 GHz con 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la connettività, supporto Bluetooth 5.0, il Wi-Fi e la tecnologia NFC per i pagamenti con Samsung Pay. Infine, sono resistente all'acqua. Finito? Per il momento sì. Perfetto, allora tocca a me. Il mio display è Always On con schermo OLED con risoluzione 448x368 pixel. Supporta la tecnologia LTPO che si vede anche a riposo lasciando attiva una parte delle informazioni chiave. Per quanto riguarda il mio processore, si tratta di un aggiornamento del chipset di Apple Watch 5 e possiedo 1 GB di RAM e ben 32 di memoria. La mia connettività è molto simile alla signorina qua vicino. Supporto il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0 e la tecnologia NFC con Apple Pay. Infine, anch'io sono resistente all'acqua. Quali sono le vostre principali funzionalità? Sono in grado di monitorare moltissime attività e offro un ampio catalogo di allenamenti preimpostati. Misuro la distanza percorsa, il ritmo o il contapassi, monitoro il sonno, conto quante calorie si consumano e offro dei resoconti. Idem. Ma che risposta è idem? E per abbreviare, faccio praticamente le stesse identiche cose, non sto mica a ripetere tutto quanto. Elencate alcune vostre caratteristiche. Posso essere utilizzato per chiamare, mandare messaggi e rispondere alle chiamate. Ho la funzione di avvisi con vibrazione, ho la sveglia, il cronometro, rispondo ai comandi vocali e ho la possibilità di produrre la musica. Anche io. Quali sensori avete? Quello per il controllo della frequenza cardiaca, del livello di ossigenazione del sangue. Sono dotata di GPS, giroscopio, accelerometro e barometro. Io tutti più uno, ho anche la bussola. Un difetto dell'altro. Ha solo circa 18 ore di autonomia. Io ho ben 2 giorni. La sua memoria interna è di solo 8 GB, è veramente poca. Una cosa che vorresti dell'altro. Il suo design mi piace, devo ammetterlo. La memoria. Chi costa di più? Lui. Io. Mandate un messaggio al nostro pubblico. Potete trovare entrambi su vpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando la campanellina, in modo da non perdervi nessuno dei nostri video. Ciao a tutti!